Proseguono gli approfondimenti a cura della Wii Sport che faceva tappa al comunale Bugalo di Santa Teresa di Riva per raccontarvi della 18ª giornata del campionato Under 15 regionale. Il girone C metteva di fronte la Ionica di Mister Ruggeri alla nuova rinascita Patti di Mister Caffarelli, padroni di casa che hanno trovato una sconfitta nell'ultimo turno al villaggio Madonna degli Ulivi di Via Grande per 2-0 contro la Ionia Calcio di Posto e si sono fermati a quota 21 punti in classifica. Anche gli ospiti sono dovuti cadere al Despar nell'ultimo turno per 4-0 sotto i colpi della giovanile Calcio Messina. Dirigeva l'incontro il signor Riccardo Marinaro della sezione 10 Reale. Quando possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida, a fischietto alla bocca per il signor Marinaro e si può partire. Sarà la Ionica a battere il primo colpo dalle parti di Aliquò, incursione sul binario destro, palla all'indirizzo di Latto che non riesce a trovare l'impatto con la sfera. Farà lo stesso il numero 10 Davide Santoro. Si rifarà però la formazione Santa Teresina un minuto più tardi, infatti corner dalla sinistra, batti e ribatti, si avventa sulla sfera allora Matteo Pandolfino che con un destro potente e preciso porta in vantaggio la Ionica 1-0. Al quarto di gioco la firma di Matteo Pandolfino su questo incontro non avrebbe potuto far nulla il numero 1 della formazione pattese. Dedica speciale anche il numero 5 Garigali, squalificato fino al 15 maggio 2019. Nuova rinascita Patti che però si fa vedere in avanti al nono di gioco con la punizione di Ermito. C'è la parata però di Bugalo sull'intervento ravvicinato di Gioacchino Lembo. Minuto 13, altra occasione per la Ionica, lancio di Buongiorno, si avventa sulla sfera Muscolino, pallone che si impenna e termina sulla faccia alta della traversa. Al 24esimo continua a produrre azioni offensive la formazione di Mister Ruggeri, recupero palla repentino, ci prova allora Santoro a esplodere il destro che termina però a fil di palo. Al 29esimo lo stesso numero 10 prova la soluzione balistica da posizione decentrata, va direttamente in porta. Interessante la sua traiettoria che si spegne però tra le braccia del numero 1 pattese Aliquò. Al 32esimo però, alla prima vera occasione, viene atterrato in area un calciatore della nuova rinascita Patti, indica il dischetto, il direttore di gara resta qualche dubbio, dal nostro rallenti alla battuta ci va Lorenzo Ermito a tu per tu con Bugalo che riesce solo a intuire, ma c'è il gol del pari della nuova rinascita Patti firmato da Lorenzo Ermito dagli 11 metri. Appena 2 minuti però la Ionica si riporterà avanti, cross dalla destra, arriva Latto come un treno, il destro perentorio batte per la seconda volta Aliquò e riporta avanti i ragazzi Santa Teresini. La firma di Giacomo Latto, classe 2004 su questo incontro che riporta avanti la Ionica proprio prima del duplice fischio del direttore gara. Squadre così negli spogliatoi sul parziale di 2-1, reti locali Pandolfino e Latto dagli 11 metri, Ermito per il parziale pareggio e la nuova rinascita Patti. Siamo già al film e alla ripresa grazie alle nostre immagini che si apre col palo di Buongiorno, sfortunato il numero 6 della Ionica che ci riproverà al 42esimo sempre con Davide Santoro sul punto di battuta. Decide di andare questa volta di precisione sulla barriera, ma il suo tentativo termina alto sulla trasversale. Al 44esimo ennesimo corner di Santoro, Pandolfino Aliquò strepitoso in una prima occasione, ma non può nulla sul tapin ravvicinato del numero 9 Santa Teresino che gonfia la rete per la terza volta e riporta la Ionica sul doppio vantaggio, mettendo in cassaforte questa vittoria. Non è sazia però la formazione di Mister Ruggeri che ci riprova con questo lancio di Catania che imbecca Pandolfino e attento però ancora una volta Aliquò. Minuto 65, Malo scatta sul filo del fuorigioco, salta un avversario a tu per tu con Aliquò, super parata del giovane portierino della formazione pattese. Comincia la girandola di cambi con Cicala che prende il posto di Latto. Al 69esimo Parisi prenderà quello di Lapauci, scampoli di gara nel finale anche per il numero 18 Lorenzo Pagano che andrà a prendere il posto dell'autore della doppietta sin qui Matteo Pandolfino. Non accadrà molto altro al comunale Bugalo di Santa Teresa di Riva, triplice fischio e game over. Ionica contro nuova rinascita Patti è già storia e termina per 3-1 in favore di Santa Teresini, doppietta di Pandolfino e rete di Latto. Per gli ospiti a segno invece Lorenzo Ermito.